Allora, intanto cominciamo. Buonasera a tutti. Neanche l'alluvione ci ferma e quindi benvenuti. È un po' d'acqua, ma non tutte le zone. Certe zone sono state più problematiche, però insomma a noi nessuno ci ferma e siamo tutti qua benvenuti. Oggi abbiamo Alessandro Macchi. eh, io ricordo, perché poi ne parlerà, porterà il saluto Giuseppe Pichetto, Gustavo Mola di Nomaglio farà una brevissima introduzione e poi lasceremo tutto lo spazio all'autore del libro Desmé, che ci spiegherà il titolo, ci racconterà e poi ci farà vedere anche delle immagini. Vorrei ricordare che l'ultima conferenza, diciamo dei lunedì, sarà il 2 dicembre alle ore 18 qui, e parleremo di un tema oggi assai delicato e interessante, i ponti a Torino, del professor Luciano Re. Quindi vi do appuntamento già il 2 dicembre e vorrei che vi segnaste due date in agenda. Una è già pubblicata nel pieghevole degli incontri che potete trovare qui, che sarà sabato 14 dicembre, che dalle 11 del mattino facciamo la nostra piccola momento di augurio, di chiacchierata dei soci e degli amici del Centro Studi Piemontesi qui in sede, con la mostra dei libri e una piccola mostra nell'ingresso come già avevamo fatto l'anno scorso. Poi riceverete prossimamente un invito per il 19 dicembre alle ore 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, perché siamo stati chiamati a organizzare il concerto di Natale del Consiglio regionale, per cui ci saranno canti della tradizione, poesie piemontesi, un po' la nostra via, che quest'anno sarà alle ore 21 del 19 dicembre al Conservatorio Giuseppe Verdi. Lascio la parola a Giuseppe Pichetto per un breve saluto. Buongiorno a tutti, sono molto lieto di vedere una commistione di soci e non soci molto piacevole, molto utile al centro perché così conoscete il centro. Però sono tanti amici, quindi mi piaceva dare il saluto e la mia curiosità su questo nome pseudo-turco, sembra qualcosa di turco. È piemontese, il mondo lì. La curiosità mi ha portato a darti il saluto e quindi io ho già finito. Diamo la parola a Gustavo Mola. Sarà difficile essere più breve del nostro Presidente. Benvenuto a tutti, soprattutto a coloro che non sono abituati a frequentare le sale del Centro Studi Piemontesi, che come però sapete è un'associazione che conta grosso modo 900 tra soci, abbonati e via dicendo, che ha una diffusione internazionale. Parlo dei soci in regola con la quota sociale di anno in anno, poi capita che qualcuno non paghi, poi magari paga due quote e via dicendo. La quota è omeopatica perché la sola rivista Studi Piemontesi, 2 fascicoli di Studi Piemontesi hanno già un valore superiore a quella che è la quota annuale, che poi dà diritto agli sconti sulle pubblicazioni e via dicendo, e lo dico a beneficio o maleficio di coloro che non sono frequentatori abituali. Per la prima volta in questi giorni, causa probabilmente il tempo che citava Albina, non abbiamo bisogno di utilizzare il video nell'anticamera, perché nelle precedenti occasioni abbiamo avuto sempre un pienone terribile. Questo tempo non agevola, anche se la giornata oggi era spettacolare. Alessandro mi ha chiesto proditoriamente all'ultimo istante di dire due parole legate in qualche modo alle chiacchierate che ci siamo fatti. È un piacere riceverlo anche in questo caso come autore, oltre che come socio, riceverlo come padre della metropolitana di Torino, numero 1 di Torino, una metropolitana che sicuramente si preannuncia più solida, anche se proprio oggi, non so se tutti siamo al corrente, siete al corrente, ma c'è stata una stazione bloccata dal fatto che sono caduti dei cornicioni sopra una scala mobile e quindi c'è un fenomeno amministrativo di simpatia, quasi una assonanza con l'amministrazione romana che evidentemente in qualche modo si è manifestato. La linea metropolitana 2, non so Alessandro se tu farai qualche battuta a riguardo, ne dubito, è preoccupante perché mi dicevano che è stata vinta con un prezzo al ribasso estremo
50% passerà in strade molto strette e probabilmente sarà difficile che possano consolidare le fondamenta dei palazzi circostanti. Non so se questo tu puoi condividerlo o meno, il che è molto preoccupante. Conseguentemente avere questo contatto col padre della metropolitana 1, che funziona ormai da una quindicina d'anni, al di là del soffitto che è caduto oggi, ma dopo 15 anni ce lo possiamo consentire. Esatto. Una cordata francese, se non erro, dico bene? Una cordata francese, ricordo bene. Comunque i tecnici giudicano un ribasso così marcato che i casi sono due: o i lavori non saranno fatti a regola d'arte o viceversa costerà $1 triliardo prima o poi in più rispetto a quello che è stato pattuito. Io mi fermerei qua perché siamo qua per ascoltare Alessandro, e anche una definizione molto precisa di non più di 40 minuti della parola desmè. Molto bene, grazie a tutti gli intervenuti. Dunque, innanzitutto la parola desmè, che non è turca, è parola piemontese delle terre alte, cioè delle montagne. Io l'ho imparata da Toyo Fnui, no? Che tutti ricordano, che me l'ha insegnata a Ramat, in Val di Susa, però sembra sia più delle parti di Cuneo. E poi anche Luciano Gebelli usava questa parola, vuol dire quello che viviamo in attualità emotiva dentro di noi è il nostro patrimonio di tutto quello che abbiamo costruito, fatto, possiamo dimenticarcene o meno, vive in noi vivissimo, come fosse vissuto in questo preciso momento. Quindi una parola densissima, molto bella, molto mirata al sud. Ho fatto una presentazione nel sud, una parola così ha destato una grande ammirazione. E quindi adesso procederò, diciamo, facendo una passeggiata attraverso i luoghi che è stato il mio mediatore del desmè, i grandi lavori di ingegneria. I grandi lavori di ingegneria, parlo di metropolitane, gallerie lunghe, trafori, lavoro all'estero. E quindi diciamo temi affrontati si possono vincere, portare avanti solo con l'accordo con la natura, con l'elemento naturale, e tramite dei mediatori che possono essere le strutture stesse, come fosse il legno per fare una galleria, e gli uomini evidentemente, no? Perché chi conosce poi la natura delle cose, la natura delle montagne, delle rocce, delle piante, non può che non conoscere la natura degli uomini e averne una rispondenza assoluta. Questa è una gratificazione che mi aiuta a vivere e a campare, anche se le primavere o gli autunni sono molti. Dunque, allora, per prima cosa devo dire che sono stato molto fortunato a nascere nel 1934, quando sono nato, perché ho vissuto intensamente prima la guerra, che ero ragazzo, eccetera, eccetera, qui c'è qualche traccia nel libro, poi il periodo dell'entusiasmo, l'entusiasmo che prendeva tutti, che pervedeva la nazione, tutto era bello, tutto era da fare, da correre, da sud, nord. Ho sempre avuto operai del sud, al nord, al sud poi sono andato io come emigrato al contrario, e quindi era molto bello, che ovviamente adesso nella società del malumore che stiamo vivendo è una disgrazia infinita, che deve esserci desmè che ti supporta, altrimenti ti viene il bruciacœur, dir poco. E quindi ho cominciato rapidamente come assistenza scienze e costruzioni, per caso, quindi tutta una catena di cose dovuto alla mediazione della pasta dolce. Troverete questo, quelle belle paste dolci, no? Quelle piccole del Piemonte, no? Che hanno il colore delle donne oltretutto, e quindi diciamo per desiderio di mangiare una pasta dolce ho reincontrato il mio maestro, professor Levi, che mi ha voluto con sé. Quindi scienza e costruzione. Dopodiché però stare al Politecnico non mi piaceva, sono andato, ho fatto il calcolatore di cemento armato puro per un anno. Sono stato prima, quando mi sono laureato, inserito nei primi 50, migliori 50 ingegneri d'Italia, quindi ho fatto un Erasmus ante litteram, cioè in giro per l'Europa. E poi appunto quel che ho detto.
Sono andato a Genova sul suggerimento del professore perché imparassi i cantieri e vivere quell'esperienza che ho vissuto con lui durante la visita all'Autostrada del Sole. Un'autostrada del Sole mentre si stava costruendo, ovviamente passando per le strade statali, i colli, la Futa, la Raticosa, dove c'erano ancora le osterie antiche, dove c'erano anche naturalmente anche qualche signorina disponibile e così molti di questi professori, questi guru dell'autostrada che poi addirittura è stata esposta anche in America al museo, non mi ricordo più, e li ho poi avuti, li ho chiamati per le mie opere. Sono stato molto fortunato, mi ha mandato delle grosse responsabilità. In queste grosse responsabilità io a 26 di agosto del mio Sant'Alessandro, il mio nome, del 1960 sono passato dirigente, mentre avrei compiuto 26 anni il 9 novembre. Quindi posso dire veramente che la fortuna è stata grandiosa, ma era così per tanti. Mi sono laureato 7 richieste urgenti di lavoro da 7 imprese diverse, che ne ho scelto poi un'ottava, che è il Politecnico. Dunque, allora, sono arrivato a Genova come direttore del cantiere di gallerie negli Agiloscisti Liguri, gallerie diciamo che sono state la base del colloquio con la natura, perché erano gallerie che si facevano ancora con i metodi ottocenteschi, e quindi non c'erano macchine straordinarie, c'erano ancora, erano appena usciti i muli dalle gallerie, si usava il legname o delle fotografie dell'Ottocento uguali, solo c'erano, adesso sono ritornate, barbe e baffi non avevano l'elmetto, noi anch'io ho cominciato l'elmetto, mica l'avevamo. E quindi si perforava la roccia culo a culo, cioè un minatore spingeva la macchina e l'altro dietro per fare forza gli teneva la spinta, no? La controspinta, culo a culo. E quindi più di così, una galleria difficilissima, è stata poi pubblicata uno dei primi trattati di trasporti. E quindi vediamo un po' qualche immagine che poi faccio vedere solo un assaggio di queste, perché sulle 30 opere che ho seguito non è certamente possibile andare oltre. Quindi vediamo un po', qui eccolo qua, il mio mediatore, il mare, devo abbassare un po' le luci, il mare, la montagna, qui il mare della mia casa al sud, la montagna, quando si ragiona bene assieme con i camosci. E questo è Genova. Genova, devo fare l'autostrada, adesso lì in quel fosso che vediamo lì, questo è di un pittore famoso, adesso il Bosso lì, c'è qui c'è quel fosso lì, il Polcevera poi. E io ho fatto i lotti a monte del Polcevera, cioè da Genova per la Serravalle Milano, e poi il lotto 24esimo, il 25esimo successivo, quello di Morandi, che pure ho conosciuto. È criticato. Eccoci, questo io sono andato avanti schiacciando viceversa invece. Questo qua. Ecco, queste sono le autostrade. C'erano centinaia, migliaia, io avevo 500 uomini perché allora si faceva tutto a mano. Qui c'era l'universo mondo lì, l'universo mondo. E c'erano le navi in rada, un traffico, un entusiasmo, il porto che non bastava, tutti che andavano, io avevo la firma, avevo 110 milioni a pagare gli operai in assegni a me in portafoglio, era una cosa pazzesca. Vai. Ecco, questo è il modo di fare la galleria ancora ottocenteschi, cioè con un cunicolo vedete la sagoma della galleria, dunque qui il puntatore credo sia questo qui, non è questo qui, è questo qua, questo qui, questo cunicolo.
questo cunicolo via via si allarga, si scende, si scende, si scende, si scende, si scende, e quindi uno va avanti in questo imboschimento, così si chiama, di legname, imboschimento con delle persone sagge, a metà tra carpentieri, minatori, falegnami, che sono persone che non esistono più, non so nemmeno più che esista il nome di queste persone. E qui come si avanzava allora, guardate lì con il piccone a mano nel cunicolo, questa gente senza elmo e tutto, solo con gli stivali. E qui sono io, eccolo lì, ancora con la lampada a carburo come nell'800, e ovviamente, dato che i tempi erano quelli giusti, con tanto di cravatta e giacca, perché si usava andare, l'ingegnere andava in cravatta e in giacca, e come andavo anche al Politecnico, eccomi qua, magro, con la lampada, e qui diciamo con un getto di melma improvviso che faceva stare con l'animo sospeso. E questo qui è un fenomeno pazzesco, cioè la generosità del legno. Il legno è una materia straordinaria, è un maestro di vita. Questa cappello, così si chiama, e la gamba, quella di sotto, sulla spinta della montagna, il legno non ha ceduto, si è inflesso, no? Inflesso pur di tenere e di avvisare perché parla, cioè parla, e alle volte piange pure perché si staccano gocce di resina, e allora bisogna correre e mettere altre gambe vicino, come in questo caso, lì sono io, queste gambe vicino prima che l'altro dicesse bene, adesso basta, io ho fatto tutto il mio dovere, adesso mi spacco, e si è spaccata, ma però la galera, e bisogna stare lì, eccoli lì, adesso ancora si deforma la trave superiore, ma ormai noi lo sappiamo. Questo qui poi invece è un'altra galleria degli strati di sabbia del vecchio mare, alternati ad argille, dove ho trovato le conchiglie. Conchiglie ovviamente è una sabbia fine, bellissima, però traditrice, perché comunicando questi strati di sabbia con la superficie poteva entrare l'acqua e portare disastri terribili. Andiamo avanti, ecco, qui sono ancora io scendendo giù nella galleria, e questo poi proseguendo, no? Si getta, si fa il getto e si prosegue. E questo l'orgoglio dei minatori, degli ingegneri, eccetera, eccetera, questo incavallamento di sostegno, guardate l'ordine con cui è fatto, sembra quasi una cattedrale, e questo è dovuto all'orgoglio di chi lavora. E questo qui, appunto, vabbè, anche questo era di quello, e questo qui la parte di sopra, qui la parte di sotto con un allineamento perfetto, guardate che roba, peccato non c'è. E questo qui, la lampada, questa è un'immagine ottocentesca, che è quella che usavo io poi. E questo qui ovviamente è un riposo un momento nel cielo di Punta Licosa, al sud della mia casa, e che è fonte di ispirazione ovviamente. Adesso invece andiamo a parlare, visto che poi la settimana prossima si parlerà di ponti storici, questo è un ponte che ormai storico è, perché è contemporaneo, è preceduto di un pelo, cioè in contemporanea col ponte di Muro. Questo è un ponte ad archi, sono 3 campate di 80 metri di luce con arco a 3 cerniere, un arco, adesso lo vediamo, spero, mi auguro, a 3 cerniere, che è una struttura molto bella, perché consente di calibrare i carichi dove vuoi tu, in modo che la struttura lavori
delle sollecitazioni nella struttura siano corrette. Questo ponte quindi è un ponte che adesso forse non si fa più, è andato in disuso. I ponti ad arco ormai sono sostituiti da enormi travi, eccetera, da gru pazzesche che portano su carichi infiniti, da spinte, da travi varate a spinta, partendo da una parte, spingendo dall'altra, andando avanti. Però gli archi sono la cosa più bella perché vive in un altro modo, perché fanno parte anche del nostro immaginario collettivo, perché basta, sono belli e sono belli costruirli. E si costruiva allora come? Con la genialità, sfruttando le cognizioni di scienza delle costruzioni, eccolo qua allora. Questo a Genova, dopo il Polcevera, e avevo la strada in comune col ponte di Morandi, e che saliva insieme. Lui andava in un verso, questo nell'altro, come fosse rovescio. Questo è vedete la struttura a fune qui sopra? Questo è un Blondin, una struttura nata, si può dire, dai circhi, no? Che adesso non si usa più, è solo un magistrato, se vede una struttura così, ti mette in galera all'istante. Quindi queste centine si fanno per parti, cioè si prende un arco leggerissimo sempre di legno, si arriva qui, si tiene su, si prende l'altra metà e gli acrobati diciamo carpentieri li uniscono, e poi si fa un secondo, un terzo, un quarto, un quinto, e si fanno le strutture più complete che vedete lì, che sono poi 5. Adesso questo è un tessuto, e quella struttura diciamo da circo porta dei carrelli che alimentano col calcestruzzo, con i materiali, con tutto, eccetera, eccetera. Alla presentazione all'ordine degli ingegneri sono rimasto stupito che 2 professori ordinari non sapessero cos'era il Blondin e cos'erano queste centine di legno. E quindi sono rimasto molto stupito. Ecco qua 3 di queste arcate parzialmente, poi non basta, queste arcate qui venivano spostate lateralmente 2 volte per fare via via gli archi. Ma il bello è un'altra cosa ancora, che il legno non sopporta il carico del calcestruzzo, perché è troppo leggero, e allora bisogna gettarlo per parti, come fossero conci di pietra in un certo senso, no? E si fanno blocchi di pietra, poi rotoli di getto, blocchi di pietra, rotoli di getto, e ovviamente l'ingegnere cosa deve fare? Deve controllare con degli opportuni flessimetri, come fossero le barbe di questo ponte, che le deformazioni rimangono giuste, che non si fracassi quello che si sta facendo, peggio ancora succeda qualche guaio. Questo è il ponte. Quindi è un ponte, quindi è 3 cerniere elastiche. Ferri ce n'è pochissimi. Io lo chiamavo Ponte Drago in quanto, salendo durante la costruzione tra conci e rotoli, uno doveva arrampicarsi come fossero le squame di un drago. E questo è a 3 cerniere elastiche, cioè mentre qui, come vedete, è più sottile. Qui all'imposte la chiave, l'imposta è più sottile. Questo qui che è fatto a doppio, questo invece il rene è più spesso. Con questo modo queste parti 1, 2 e 3 sono elastiche, cioè e serve questa elasticità a concentrare il carico e a fare in modo che si formi una linea elastica centrata, no? E che assicura la stabilità migliore. Io ho avuto la fortuna di conoscere qui, adesso vedete il sottoscritto all'inaugurazione del ponte, e con gli operai ormai rimasti,
e questi sono io su una piramide di Auvert. Questo io ho avuto la fortuna di conoscere Italo Calvino, perché frequentavo dei carissimi amici a Genova, i Gron, Liberovici, poi anche Casorati, Margot e altri, una combricola, una volta è venuto anche Italo Calvino a pranzare con noi a Cervo Ligure. E Giorgio, mio amico medico, pittore anche, e anche Francesco Casorati ovviamente, su cui parlavamo di questo ponte che stavo facendo, mi ha invitato a parlarne con Calvino. E io ho detto quello che ho detto a voi, cioè di come praticamente questo ponte sia fatto a conci e che determinano una linea portante che c'entra e Italo ho detto, ma molto interessante. Poi ci siamo messi a chiacchierare, abbiamo bevuto un favorita che avevo portato io e poi ha scritto questo. Marco Polo descrive un ponte pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Chiede Kublai Khan. Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea d'arco che esse formano. Kublai Khan rimane silenzioso riflettendo. Poi soggiunge, perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa. Polo risponde, senza pietre non c'è l'arco. Quindi con grande maestria di un maestro di scrittura ha sintetizzato in questo bellissimo dialogo quello che in fin dei conti ci eravamo detti. E questo mi ha dato molta soddisfazione. Adesso, diciamo così, ovviamente non metto più immagini singole perché ci vorrebbe troppo tempo e le faccio ruotare intanto io parlo. Sono stato svelto. E poi semmai, se c'è tempo, rimetto le immagini. E qui è appunto, qui invece siamo a Salerno dove poi sono venute gallerie con 1000 litri al secondo di acqua, cioè dite 1 uguale 1 metro cubo di acqua. E abbiamo dovuto vincere questa situazione, no? Con una difficoltà enorme, superando delle caverne, una caverna, altra, adesso però pian piano questo è tutta la geologia della storia. E che ecco qui l'acqua dietro si vede sottoscritto, che è coperto da dei getti d'acqua, finalmente col gabbano gli stivali a linguine e l'elmetto, pieno d'acqua comunque. E questo qui, i getti d'acqua che venivano, eccetera, eccetera. E siamo passati superando una caverna mostruosa, la caverna, questo con macchine nuove che sono state inventate per l'occasione, cioè con un rivestimento fatto con lastre prefabbricate, con una macchina prototipo, una specie di scudo implicito. Ecco qui che mettiamo le macchine, mettiamo il rivestimento prefabbricato, una specie, adesso si usa con gli scudi in modo standard, no? Ma questo è un avvenimento che capita, che adesso metterebbe in galera il direttore, ma allora si andava avanti facendo, attenzione non capitasse, mettendo in sicurezza. E qui è venuto giù 8.000 metri cubi d'acqua e la galleria l'abbiamo salvata con 2.000 kilowatt installati e lì si è formata questa caverna. Abbiamo dovuto, alta 40 metri, abbiamo con tutte le pietre che cadono e lì ho dovuto fare un cunicolo sopra per affacciarsi alla caverna e quello l'avete intravisto, no? Per riuscire a capire come si vinceva questo. Tutti i buchi che sono stati fatti lì, ma questo è ancora poco, perché poi abbiamo ancora poco, moltissimo, ma abbiamo poi sottopassato per 1 chilometro la città di Salerno sotto edifici come fosse questo, ma anche più grandi, con 5 metri di copertura. Abbiamo rifatto l'ossatura delle fondazioni di 1 chilometro della città con la collaborazione di tutti i cittadini. Nessuno ha denunciato. E poi, su mia idea, abbiamo fatto in quel fango che avete visto, abbiamo fatto il congelamento dei terreni. E con una grande soddisfazione vedere
questo terreno congelato, come avevano fatto poi negli anni 30 per tirare su la Rapacis a Roma, di cui ho tratto l'ispirazione. E come? Congelamento dei terreni, cioè inserendo delle sonde nei terreni, no? E facendo circolare dei gas o della salamoia, cioè un composto chimico particolare, si asporta il calore e si forma il ghiaccio. Si forma il ghiaccio e quindi l'acqua che è il nemico, diventando ghiaccio, diventa un amico. E allora si può procedere in una specie di roccia che poi non è ghiaccio, insieme alla terra, no? Facendo molta attenzione perché il ghiaccio, come si sa, rigonfia, sopra c'è un ospedale altissimo e quindi dell'800 non si poteva, insomma, poi a Napoli hanno tirato giù gli edifici, ma insomma questo abbiamo fatto in un altro modo. Poi di qui, no, siamo in Piemonte Mondovì, dove ho fatto quei grandi ponti, le 2 gallerie, Gai dei Monti, eccetera, eccetera, ma quello che mi importa dire che ho affrontato le onde della terra, cioè le gallerie si svolgevano, no? Si svolgevano attraverso la natura, no? La natura. Qui si può fermare un attimo? Nella natura, adesso qui siamo in Etiopia, ma e quindi insomma la nostra terra dei vini, adesso è inutile soffermarsi su quello, ma tutti avranno visto i colori di questa terra che sono variabili, questo perché sono diverse deposizioni dell'antico mare che poi sono state capovolte, rovesciate, tagliate, quindi hanno determinato nature diverse dei terreni che poi danno luogo ai cru diversi di vini, no? Che è bene via via che si scava assaggiare tutti quanti, ovviamente. E poi dopo questo episodio, visto il successo, sono stato mandato a dirigere un cantiere in Etiopia. In Etiopia, dove questo, l'importanza del lavoro, questo è una immagine per me di una suggestione infinita. Qui siamo a 3.000 metri su altopiano, 7-8 ore di macchina da Addis Abeba, su ovviamente strade bianche, e dirigevo 111 km di strada con un dislivello di 1.000 metri e mezzo. E anche qui confrontarsi ovviamente con una terra nuova, terra di sfacimento di rocce vulcaniche, no? E a terra rossa famosa, che ecco qua le nostre macchine, tutte altre macchine, altri episodi, ma qui quello che importa dire è il colloquio con un'umanità diversa. Questo ponte che ne viene fuori in sintesi di questo affrontare questa natura incontaminata con delle persone antiche, antichissime. Sono 3 razze qui, un mercatino, qui una festa del Mascal, quando sono tutti eleganti, tutti con lo sciamma, la loro divisa derivata dalla tunica romana, dalla tunica dei vestiti romani, le toghe romane. E questo poi lì c'era un raffronto tra 3 situazioni diverse. Uno, la natura ovviamente, madre matrigna, secondo l'umanità gentile di quella gente, e il terzo gli americani che governavano l'opera. Ovviamente cosa è successo? Che gli americani mi hanno cacciato via, e per poi finire un arbitrato internazionale che noi abbiamo vinto. E insomma, e questo, diciamo, sono tornato, no, dicevo, vabbè, lo dirò dopo, sono tornato sconfitto e mi è stato dato il lavoro più grande che aveva l'impresa, e cioè la Galleria di Salerno che abbiamo già visto. Fatta la Galleria di Salerno, sono passato, qui poi c'è stato l'episodio del terremoto in cui io avevo delle squadre, 5 squadre di soccorso da tutte le parti,
E poi Zamberletti mi aveva chiesto di demolire degli edifici pericolanti, tra cui una ciminiera alta 63 metri e un comune storico che era tutto lesionato e crollante. Ed è stato questo qui. Abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa con delle tecniche ormai desuete, ma il ribaltamento dell'opera per movimenti inerziali delle masse, cioè giocando, facendo dei buchi, delle rotture, indurre l'opera stessa a scendere senza esplosivo, senza niente. Questo non è esplosivo, questo è quel cappello infame che c'era sopra in cemento armato che muovendosi ha tritato quello che c'era sotto nel 1827 con pieno successo. Lì sono io e i miei collaboratori e, e così abbiamo avuto successo. Poi andando avanti a Salerno ho diretto l'impianto di depurazione di 200 miliardi. 200 miliardi fanno gola e quindi mi sono trovato nella Bush, nella spiaggia, diciamo, sequestrato dalla camorra, inginocchiato, ammanettato, una pistola alla testa, una pistola al petto e con la buca scavata. E quindi non mi dilungo su questa situazione che troverete, che vuole leggere nel libro, di come uno si trova in quella situazione a pensare che sentendosi vivo è quasi morto. E quindi è così. E dopo questo episodio sono tornato, mi è andato a dirigere il lavoro più grande dell'impresa Recchi, cioè il passante ferroviario di Torino. Il passante ferroviario di Torino sono in totale 15 più 15 più 15, 3 linee di 15 km ciascuna circa, cioè 45 km di binario circa. L'ingegnere Pantaleo qua era uno dei capi di Fiat Ingegneri, con noi collaboriamo fattivamente e con grande intensità. Questo è il complesso di linee, che sono poi 3: la linea storica, la nuova linea lenta, cioè quella regionale, e la linea veloce, cioè l'alta velocità. Adesso qui c'è tutto un gioco, possiamo andare avanti, tutto un gioco di linee, di caverne, eccetera. Basti pensare che queste sono tutte le situazioni fisiche che abbiamo dovuto, statiche, abbiamo dovuto affrontare e vincere ovviamente in 5 anni, non in 50 anni, 5 anni. Perché adesso sarebbe solo per il progetto 5 anni, poi 5 anni di avvisi di garanzia e poi se ci sono i soldi si farà l'opera. E questo qui un'altra galleria con consolidamenti. Questa è sotto corso Unione Sovietica, fino da una parte di Lingotto fino a corso Romberto. E qui è la stazione chiusa di Zappata, un mostro, una caverna lunga 390 metri, larga 30, profonda 40, ma quello che è interessante è vedere, per conoscere come si lavora, come chi deve affrontare, deve conoscere dove sei, e quindi la natura del sottosuolo. La natura del sottosuolo, bisogna andare alla formazione della piana di Torino, quando nelle epoche glaciali, post-glaciali, la collina di Torino era chiusa lato Moncalieri e il Po non veniva dove è adesso, girava a monte della collina verso Casale, poi si è abbassata la soglia di Moncalieri e il Po è venuto di qua dove c'è adesso, e intanto lì sono formati tutti i fiumi con tutte le alluvioni di questo mondo, che è il tipico terra di Torino. Qui poi l'inaugurazione del passante con Castellani, io, mio padre a 100 anni, mia sorella buonanima. E quindi diciamo questo deposito per il contenuto di sali delle acque portava della roccia anche cementata come calcestruzzo che dovevamo tagliare, e lo stesso c'era per l'acqua, ma non mi dilungo. E questa era la vecchia trincea che tutti si ricordano più o meno,
e lì c'è stata una diapositiva con il bivio Crocetta dove adesso c'è l'igloo di Merckx, ecco questo è in costruzione in corso Mediterraneo, e poi stiamo andando avanti dove non c'è ecco qui siamo sottopassati Corso Vittorio con due manufatti a spinta di 70 metri, non mi ricordo più di quante tonnellate, e spinte sotto l'attuale linea ferroviaria, e questo il nostro ben amato Politecnico dove io ho studiato, che allora non c'era ancora il nuovo Politecnico, prima avete visto che non c'era né Porta Susa Nuova né Grattacielo di San Paolo. E di qui sono passato all'alta velocità, a dirigere l'alta velocità Torino-Milano, che è la cosa più interessante è aver fatto a piedi tutto il tratto da Torino-Milano, non tutta una volta, e di aver conosciuto tutti i fiumi, 500 metri a monte e 500 metri avanti, a piedi, la fauna, le cose, le lanche, e le cose varie, e soprattutto il territorio di Resaia. Il territorio di Resaia interessantissimo, dove c'era una disputa sull'andamento dei canali, eccetera, e che ho dovuto poi, con alcune contraddizioni con l'ingegnere Vela della Fiat Engineering, diciamo, risolvere in accordo con quello che era più la tradizione piuttosto che noi modelli di ingegneria. 5 anni. L'impresa Recchi, questo qui è un consorzio con anche altre imprese. E così di qua ho terminato il mio rapporto poi con l'impresa, e quindi, come dicevo, il colloquio con tutta questa terra, come affrontare, eccetera, 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 eccetera. E poi la sorte cosa mi ha concesso ancora, nonostante gli anni, di arrivare all'epoca delle cosiddette talpe delle frese, no? Dove il colloquio con la natura è più difficile, però si può interpretare volendo, si ferma un attimo qui, volendo, no? E qui ho avuto ancora, diciamo così, il mio nome è abbastanza noto, sono stato chiamato a Napoli a fare la metropolitana, a portare avanti come consulenza le conoscenze anche delle mie conoscenze per le stazioni metropolitane, stazioni che penso voi conosciate, che ingegneristicamente sono un po' vecchie, stile Milano cosiddetto, e quindi piuttosto chiuse, e per nobilitare il tutto sono messe delle opere d'arte e che hanno avuto un successo strepitoso, un entusiasmo enorme, c'era un clima colto allora pazzesco, c'era Bassolino, di cui si è detto tutto il bene e tutto il male possibile, ma secondo me, che l'ho conosciuto personalmente, una persona assolutamente degna, e poi tutti gli artisti, Bonito Oliva, Gaulenti, Mendini, l'altro come si chiama, quello della stazione di Toledo, adesso mi viene, e altri, no? La stazione di Toledo che è stata poi interpretata con copiando la struttura poi geologica di Napoli, cioè la pila piroclastica napoletana, cioè i vari depositi dovuti al Vesuvio, le eruzioni del Vesuvio, che sono di colori anche diversi. Difatti Oscar Tusquet li ha interpretati da artista, no? Per cui si entra in questa stazione, ci sono i colori, si scende fino a trovare il mare, la metro sottosuolo, ma anche il mare, per esempio, sotto il livello del mare. È stata un'esperienza formidabile. Intanto Castellani e Corsico mi hanno chiamato a Torino. Per la metropolitana di Torino. La metropolitana di Torino bisognava, e si partiva da zero assoluto. Quindi l'ho avuto in mano io per almeno un anno. Ho fatto, se vogliamo, quello che ho voluto. Ho avuto le stazioni aperte e non chiuse. Ho
diciamo pure fatto vincere il concorso l'architetto Con di Parigi, in concorrenza con Calatrava ad altri, perché sapevo che con lui potevo, che avevo incontrato a Parigi più volte, e che potevo colloquiare, diciamo, da maestro ad allievo, facendo le cose, diciamo, senza con la grandiosità concessa poi a Torino, diciamoci. E le stazioni sono venute intanto via tutti i servizi che sono fonte di inquinamento, via i cessi, via le edicole, via tutto. Le stazioni tutte aperte, da ogni parte si può vedere tutta la stazione, tutti i percorsi, in modo tale che soprattutto per le donne, per tutti, dà una sicurezza, crea un ambiente amico, c'è l'aria di comfort, uno entra, sembra di entrare in casa, almeno così, quasi tutti dicono che è così. E quindi l'opera, che ormai, nonostante quella punzecchiatura del vicepresidente Nola Di Nomaglio, della Scala, a 15 anni fatti in 5 anni. Cosa che, per carità, non se ne parla proprio più. E di lì intanto devo dire che soprattutto è così, insomma, con una lunga battaglia anche abbastanza tosta per ottenere le stazioni, le avevano fatte di 3 tipi. La stazione barocca per il centro storico, con i paramenti, cioè le pareti curvilinee. La stazione più per il centro, copiando dei vari monumenti che abbiamo visitato, noi torinesi, ma con i parigini. E accidenti, ecco, questa era quella barocca, e poi diciamo è una semplice che per motivi demagogici sessantottini doveva essere quella scelta, ma noi abbiamo barato sulle carte e abbiamo fatto la stazione media, che è quella che tutti vedete e che, diciamo, penso sia ancora valida e che sembra ancora nuova, tra l'altro, per motivi siamo abbastanza civili ancora. E questa qui poi è Porta Susa, di cui ho studiato la parte sotterranea con la Fiat Engineering, che abbiamo abbassato all'ultimo momento di 1 metro, si ricorda? All'ultimo minuto, altrimenti sarebbero stati i mezzanini troppo bassi. Questa invece è Napoli, che anziché essere, diciamo, una nostra stazione, è un percorso diverso, una piazza coperta. Stiamo per arrivare, devo solo parlare devo soffermarmi, poi sono stato a Oporto in Portogallo, una grandissima esperienza per la metropolitana di Oporto, una cosa bellissima, mista di granito, di vini e di conoscenza. Questa qui sarebbe la linea 2. La linea 2 che, maledizione, si tornerebbe alla stazione tipo metropolitana di Napoli, quella che è presa dalla metropolitana antica di Milano, di nuovo chiusa, labirintica, con questo, quello, quell'altro, ma adesso quello è facile da copiare da altre stazioni, e spero che non si faccia così, come speriamo, Gustavo, di fare una petizione per non passare dove è in quella via lì stretta, ma passare, dato che la stazione non è necessario farla lì, basta fare la curva, farla più in là nei corsi, no? E tirare dritto, no. Certo, ma siamo talmente furbi che per poche frazioni di punto è stato dato l'appalto del progetto ai francesi piuttosto che alle ditte torinesi che hanno fatto la metropolitana. Dimenticavo il Freus. Il Freus è stato chiamato il Freus per fare lo studio della galleria poi fatta quella della Maddalena, diciamo, per investigare su tutta i tipi di rocce, eccetera, eccetera. Comunque il tracciato è stato poi modificato, 8 alternative, questo è il Monte d'Ambec, 3500 metri, e si passa sotto. Questo qui nella discussione ormai per fortuna superata della bontà dell'iniziativa per connetterci con l'Europa, visto che
i cinesi vogliono connettersi, diciamo, anche con la via della seta, noi non riusciamo ad andare fino a Parigi con un treno veloce, ma insomma, questa è quella di adesso, quella nuova, no? E è inutile qui poi invocare Cavour, eccetera, eccetera. E poi però non ho parlato dell'estero, ho parlato dell'Etiopia, ma poi ho seguito la Libia, insomma, vorrei finire dicendo, questo le vecchie linee, come questo ponte di conoscenze, nord-sud, una sud che quando sono arrivato io nel 1960 c'erano ancora episodi come quelli descritti da Carlo Levi e quindi ancora adesso ci sono delle sacche dove ci sono ancora residuati di principi latifondisti, eccetera, eccetera. Ma il sud, questo è il sud nostro, poi c'è il sud, cioè l'Africa, che dove noi, diciamo, questa povera gente baratta la loro dignità con una speranza di benessere. E noi tutto sommato per il momento va bene così. Poi in Algeria, una diga in Algeria, poi voglio finire con Nouakchott. Nouakchott è la capitale della Nigeria, uno stato della Mauritania, uno stato inventato da De Gaulle per dividere il Marocco e l'Algeria dal Senegal e questa città, che è un villaggio, adesso si sta espandendo, non ha una connotazione propria, perché non c'era una cultura locale. Si trattava di fare una città, un quartiere, cioè una città, studiare veramente un embrione di città nuova, diciamo e io ho fatto la philosophie du projet, ed è stato uno studio bellissimo. Premetto che ho studiato le costruzioni in terra del Marocco, eccetera, eccetera, e proprio queste costruzioni in terra rossa che sono una meraviglia, diciamo, adesso non mi ricordo come si chiama quella valle dove ci sono quelle castelli, quelle cose famose lì, dove ci sono degli episodi nell'Africa dove queste costruzioni in terra sono addirittura sensuose, tanto sono belle. Esatto, e quindi ho cercato di proporre anche i portici, questo è ancora un discorso sul Frejus, con i monumenti a cui l'ho costruito e adesso alcune persone che vanno in galera per fare queste cose qui. Ma questo, diciamo, diventiamo già nel futuribile. Queste sono le macchine che si usano adesso, che è tutta un'altra storia. Poi ne parlavo con chi ha fatto questa macchina, l'Ovat, vabbè, il discorso viene lungo. E quindi direi che potrei concludere. Ah, ma poi il libro non è così solo tecnico, Ci sono delle pause naturali di paesaggio, di fatti più personali, alle volte mi prendo in giro da solo, quindi c'è di più. Insomma, su tutto, diciamo, e questo qui, vabbè, no, volevo concludere che, insomma, dobbiamo sempre pensare al paesaggio, perché un uomo senza paesaggio è un uomo senza risorse, e così come la bellezza è un riposo. Basta così. Grazie. Allora, grazie a Alessandro Macchi che è riuscito a stare proprio in tempi strettissimi, ma ce l'ha fatta perché il piacere, l'interesse, credo sia vostro sia di Alessandro Macchi, è di continuare un attimo il discorso con voi, attendendo vostre domande, interventi, curiosità, eccetera. C'è la signora. Beh, noi giochiamo in casa perché io
sono amica di Alessandro, anche se non sono un ingegnere, non ne capisco nulla di queste cose, ma ho assistito alla creazione di questa opera che ha scritto, nonché ho letto i libri precedenti e devo dire che quello che lui ci ha illustrato questa sera è la parte tecnica, ma in realtà quello che salta fuori nel libro è il grande amore che lui ha avuto per il suo lavoro, il grande impegno, ma soprattutto il piacere di lavorare con i materiali. Lui è ingegnere, però ha anche delle grosse conoscenze geologiche e non so se avete notato con quale amore lui ha parlato del legno, come se il materiale con cui lui si confrontava avesse un'anima, oltre a ovviamente lavorare in collaborazione con i suoi operai che per lui erano e sono stati una grande famiglia. Quindi io sono stata molto felice di leggere il libro in Fieri e faccio ancora tanti complimenti a Alessandro per il lavoro che ha fatto. Ho visto che ad un certo punto, come lei ha detto, è arrivata una vena d'acqua con 1000 litri al secondo. La prima impressione che mi sono chiesto è perché non vi siete avvalsi dell'opera di Rabdomanti che vi dicevano dove passavano le vene d'acqua, quanti litri avevano e dove erano. Come mai non vi siete avvalsi dei Rabdomanti? E 2 miliardi, no, sono 5 miliardi di metri cubi di roccia interessati da queste falde, 750 metri di roccia sopra la galleria. È impensabile trovare questi fenomeni così semplicisticamente. Qui si tratta, ovviamente ci vorrebbe parlare di geologia, di intercettare una falda di base, cioè praticamente a livello del mare con 700 metri di terra sopra, schermata da cupole impermeabili di argilla, dove mentre sopra c'è un calcare permeabile che fa una dolomia, anzi, che fa, diciamo, bacino, e quando c'è la rottura della cupola protettiva della zona dove si trovava la galleria, viene giù l'acqua. Poi quest'acqua non è stata buttata via, tuttora. Su mia idea, devo dire la verità, è stato utilizzato per l'acquedotto Bassosele e tuttora alimenta la costiera amalfitana, no? E quindi qui siamo ad Algeri, un dipinto famoso, la costiera amalfitana. Quindi ovviamente ci sono state delle dispute sul cambio di regime di alcune sorgenti, eccetera, ma che è stato grandemente compensato, come dire, da un convogliamento più razionale dell'acqua, mentre in quota, che poi era quota desertica di macchia mediterranea, con radici, diciamo, non alimentate dalla falda di base, non ci sono state conseguenze. Anzi, c'è qualcheduno che, approfittando sapendo dove è stata trovata l'acqua, fa dei pozzi profondi per rubarla pure. Quindi è stato rimesso tutto a posto, come dire. Prego, altra domanda? La sua opera è stata richiesta quando si sono iniziati i lavori per la TAV, e comunque un giudizio sulla TAV ce lo può dare? La TAV è acceso. La TAV è un'opera, diciamo, che unisce, è moderna, il collegamento ferroviario del 1800, da 50-70, di Cavour. Ora, l'importanza delle nuove ferrovie deriva
dalla logistica generale, non va visto tra Italia e Francia, va vista tra Europa e i porti. I porti, oggi le navi hanno un significato se hanno un retroporto e se possono portare le merci alla destinazione. E le merci sono in container di volume, massa e peso, diciamo, che non passano nelle gallerie attuali. E quindi le pendenze, oltretutto, un treno commerciale è un treno di 2000 tonnellate contro i 700, 500, 750 tonnellate consentite del Freus, che sarà una porta che non solo, diciamo, porterà sempre meno traffico, ma che si chiuderà addirittura perché non possono più passare le merci. Il traffico, diciamo, totale tra Ventimiglia, il Sempione, i valichi vari, eccetera, è rimasto immutato, solamente che mentre la ferrovia una volta portava diciamo il 50%, adesso è ridotta all'8-9%. C'è qualcuno come il professor Ponti, che ho avuto la sfortuna di conoscere, dice che più camion ci sono, più benzina si consuma, più tasse ci sono e più guadagna lo Stato. Beato lui che si è dimenticato dell'ambiente. Quindi una persona spiacevole che ha messo le corde dice: bene, io adesso ho il treno e me ne vado. Io mi sono dimenticato di chiedergli se andava con l'alta velocità o col carro coi buoi, ma ad ogni modo è così. Spero di avervi dato una risposta e teniamo presente che l'Italia strozzata com'è, che Genova c'ha un terzo valico che manca, i treni merci si infilano coi pendolari. Se si va a Barcellona c'è una stazione che sembra Porta Nuova al porto, con tutte le banchine, i semafori, tutti quanti i treni che partono. Noi non c'è traccia di ferrovia, non si sa cosa sia il trasporto merci su ferrovia. Quindi è quasi ora di aggiornarci, ma fa in fretta, perché i porti del Maghreb e della Spagna, eccetera, eccetera, mica ci stanno a aspettare. Volevo chiederle se lei ha approvato a suo tempo, se ha trovato giusta la decisione di far passare il passante sotto la Dora anziché sopra, cosa che poteva essere svolta in molti altri modi rispetto a quello infelice che era inizialmente previsto. Visto che è stato detto che passare sotto la Dora, distruggendo la stazione di Torino Dora, eccetera, era il modo per risolvere i problemi del passaggio del viale sopra, ma senza come dire, implicare guai per le case prospicienti Corso Principe Oddone, ma si sarebbe potuto fare molto diversamente con altre ipotesi, semplicemente inflettendo verso est tutto il complesso corso più ferrovia. Lei a suo tempo si è occupato della cosa o comunque ha fatto delle riflessioni su questo? Con l'ingegnere Pantaleo avevamo studiato il progetto originario sopra la Dora, cioè ricalcando il vecchio tracciato e quindi diciamo quadruplicando gli spazi in Corso Principe Oddone e portandosi insomma con caratteristiche al limite e dovendo diciamo Corso Regina abbiamo studiato più alternative in Corso Regina, no? Poi effettivamente qui abbiamo studiato anche con Gregotti, Cagnardi, estensore del piano regolatore, quello cos'è la spina. La spina di Torino, che è stato il rinnovo urbanistico della città, prevede questo viale veloce che adesso non è ancora completato per mancanza di fondi e che è perfino eccessivamente elegante, ma diciamo così, magari fosse stato fatto tutto come è stato fatto in Corso Mediterraneo, studiato con persone di altissimo profilo. Il passare sotto la Dora, a parte il fatto che la Dora sostanzialmente è un canale, perché nel tempo ha cambiato letto di qua e di là, quindi tecnologicamente non ci sono difficoltà.
la stazione Dora rimane e la stazione Rebaudengo si aggiunge, e dalla stazione Rebaudengo verrà fatto, si sta facendo in buona fase di realizzazione, quasi pronto, il collegamento, no, per l'aeroporto Le Valli di Lanzo. Quindi è stata un'occasione buona, secondo me, quella di passare sotto. Fare deviazioni a zigozago non è tema da alta velocità, insomma, è tema già scartato nell'Ottocento, insomma. Lì era chiamata lì, un rettilineo, eccetera. Adesso non è finito, poi il piano regolatore prendeva un grattacielo lì, prendeva i grattacieli a Porta Susa e un grattacielo dove c'era la Materferro. Il grattacielo della regione che poi sciaguratamente l'ha Bresso ha detto lo portiamo laggiù in quel posto derelitto che costa più gli allacci al grattacielo e tutte le persone che mugugnano piuttosto che farlo lì, e completava la spina come previsto. Spero di essere stato abbastanza esauriente. Non so se la domanda sia all'ultimo pertinente, se abbiamo abbastanza tempo. Lei ci ha fatto vedere un suo progetto a Genova. Volevo chiederle quale ponte è stato realizzato con questo progetto e se è contemporaneo al ponte Morandi, e volevo chiederle cosa pensa, ma se ha tempo, se pensa di volermi rispondere su cosa è successo al ponte Morandi. Dunque, questo ponte è stato realizzato, avete visto che è stato inaugurato, no? Il ponte mio, il ponte Drago è stato realizzato, l'avete visto, no? Sì. E subito dopo il Polcevera verso Savona, nel vallone Ruscarolo. È un ponte che non si vede passando sopra, perché si passa sulla verticale. Bisogna andare in città e vederlo da sotto. Sull'autostrada Genova-Savona. Il ponte, il mio lotto confinava con le gallerie Don Guanella, di cui adesso è inutile parlarne, con il lotto di Morandi, quindi col ponte, che io ho visto costruire. Va precisato che a quell'epoca il calcestruzzo era un calcestruzzo fatto a mano, un calcestruzzo in cui il cosiddetto mix design non si sapeva ancora cosa fosse. E poi, diciamo così, un'opera tutta tesa come quella, perché porta un impalcato appeso, mentre il mio ponte lavora a compressione, cioè con i carichi che si col ponte i carichi che si autobilanciano, l'altro deve portarli appesi, no? E quindi tutto un altro sistema. Come si sa, il calcestruzzo, che è una pietra, diciamo, artificiale, non resiste a forze di trazione. Il calcestruzzo deve essere tenuto assieme a compressione con sforzi di 10.000 kg al centimetro quadrato della tensione dei cavi in precompresso. Però c'è un fatto che anche lo stesso Morandi non ha previsto l'invecchiamento del calcestruzzo e del ferro, del depauperamento delle caratteristiche a lungo termine e soprattutto del calcestruzzo che protegge il ferro. Quindi il ponte di Maracaibo gli è andato giù e l'ha rifatto in acciaio. E questo qui, per mancanza di manutenzione assoluta, basta vedere un'immagine qualunque, si vede tutto sulla cima del pilone, tutto bello arrugginito il ferro, il calcestruzzo non c'è più, è tutto bacato, rotto, eccetera. Il ferro che già è più ferro di acciaio armonico, acciaio fortemente teso, è già, diciamo, di per sé più soggetto a corrosione, perde più con le acciaierie lì vicino, quelle che adesso sono state chiuse in parte, no? Ha ceduto. Si dirà, è grande opera di Morandi, l'unica al mondo, è l'unica che è stata sbagliata, mi spiace. Nel concetto generico non si dà una quota di trazione a un elemento che deve resistere a compressione. Se dai quello pensando che rimanga all'infinito compresso,
sbagli, perché le cose si alterano. E allora vanno ricostruite. Infatti una parte, il pilone prima, è stato costruito in tratti d'acciaio. Una risposta a questa domanda: perché tra i progetti presentati per il nuovo Ponte Morandi, ecco, uno dei progetti presentava la costruzione vista l'esperienza Morandi, che il concetto principale è che il cemento è igroscopico, cioè attira l'umidità e la trasmette al ferro dentro, quindi il ferro dentro bagnato dall'umidità si arrugginisce e quindi perde le sue caratteristiche. Questo è il concetto fondamentale perché il Ponte Morandi è caduto, perché non puoi mettere del ferro e del cemento attorno, perché gli attira addirittura l'umidità e lì ce n'è da far paura, ti fa arrugginire i cavi dentro che possono essere come vuoi e i cavi dentro arrugginendo si spaccano. Questo è il concetto completamente. Adesso perché non continuano, a parte che il Ponte Morandi è una chiavica, cioè il ponte di come si chiama, di piano, è una stupidata che qualsiasi bambino l'avrebbe fatto meglio, dato che non ha neanche vinto come si chiama, nella farsa di commissione che hanno fatto. Il Ponte Morandi non era nemmeno tra i primi 6, però l'ha vinto lui perché aveva una determinata tessera che sapete tutti qual è, ma ufficialmente non si può dire perché qui siamo in pieno regime comunista. Lasciamo perdere. No, non è così, mi spiace, non è così. Renzo Piano, che io ho conosciuto per Lingotto, è di Genova, è il guru di Genova, è il guru degli architetti italiani per quanto riguarda le strutture, eccetera, eccetera. È l'unico sostanzialmente che abbiamo. E negare nella sua città il ponte a lui era praticamente impossibile. Il ponte che stanno facendo è un ponte prefabbricato un po' banale, sì, un po' banale, ma non costoso di certo, è un po' vecchio come concetto e non ha l'impatto visivo architettonico che ha il vecchio ponte. Certo, quello di Calatrava, sospeso ad Arpa, eccetera, eccetera, come ce ne sono tanti, sarebbe stato paesaggisticamente più interessante. Però diciamo così, comportava tempi più lunghi e costi enormemente maggiori. Quindi è stato scelto quello per fare, a buon punto, buon punto, io non ci credevo nemmeno, per fare per quello che ho detto prima. Quindi poi le tessere politiche, queste sono anche cose secondarie, perché poi non è il caso di sempre fare retro. Allora io direi che siccome qualche persona vuole la dedica, vuole salutare Alessandro, se qualcuno è interessato, il libro è a disposizione ed è in vendita qui. E chi vuole può continuare poi a parlare con Alessandro, a fare domande, eccetera. Quindi chi deve andare, che più o meno l'ora è quella, può farlo tranquillamente e il dialogo intanto può continuare. Va bene, Alessandro?